La montagna vicentina ha fatto squadra, stiamo parlando dell'altopiano di 7 comuni, in particolar modo del comune di Asiago, del comune di Roana, di Foggia e di Lusiana Conco, che si sono messi assieme e hanno fatto richiesta alla regione di costituire l'USD Montagna Veneta. L'organizzazione di gestione della destinazione turistica dell'altopiano mira così a un sistema composto da pubblico e privato per poter intercettare al meglio i flussi turistici, proponendo un territorio e non un singolo comune. Che servirà principalmente per dare una migliore offerta turistica attraverso una collaborazione efficiente tra sistema pubblico e sistema privato. Un ODG che nasce, diciamo, sì, su spinta degli enti pubblici, ma che vede la partecipazione di moltissime realtà private, stiamo parlando anche di tantissime associazioni di categoria, ma anche di associazioni sportive, di associazioni che fanno vivere l'altopiano tutto l'anno e finalmente diciamo che dopo tanti anni vediamo unità. Un pacchetto completo e allargato, quindi, per una montagna che non ha nulla da invidiare alle altre terre alte del Veneto. Una strategia che sicuramente farà bene, abbiamo visto in questi 2 anni numeri importanti sull'altopiano di Asiago e sicuramente questa strategia di mettersi assieme, di fare gruppo servirà veramente a portare moltissime persone sul nostro altopiano, ma soprattutto anche a migliorare l'offerta turistica. Non tutti i comuni dell'altopiano hanno ancora aderito alla nuova OGD, ma lo spazio di manovra c'è tutto e c'è anche il tempo di accogliere nuovi soggetti. Ma la volontà è quella di farla crescere questa realtà nei prossimi anni. Gli altri comuni stanno valutando questa opportunità, ma sono convinto che vedranno insomma, la bontà del progetto e capiranno quanto è importante oggi, soprattutto per essere competitivi nel mercato turistico, mettersi assieme e dare una grande offerta turistica, perché sappiamo benissimo che oggi il cliente è molto attento.